A un certo punto pensavo di essere influenzato, suggestionato dalla situazione, dal contesto e tutto. La guardo, gli faccio, ma sei vero che tu? Sì. Mi risponde di sì. Abbiamo sotto i tacchi e siamo andati via. La città di New York vive una nuova notte di terrore, con una guerra fra gang rivali che scuote il Bronx. Sembra che Max... Devastante, ma la forza è bastante, ma è devastante sempre. E poi c'era tutti dopo bestemmendo cossato se questo di Cosa, fuori programma questo, fuori programma con il signore, questo è l'intervento devastante di Max. mamma butta la pasta, Vista la posizione, sulla cima del colle sorgeva un castello che è da identificare forse con il misterioso castello di Brighton. La prima notizia certa riguardante la località risale al 1093, quando la pieve fu donata al monastero di Rosazzo. Nel 1257 la chiesa venne completamente distrutta dal conte di Mainardo di Gorizia, nel 1315 Cividale si oppose alla sua ricostruzione, nello stesso anno fu ereditata ma la famiglia degli eredi si era ormai estinta. Andata in rovina la struttura difensiva, nel 1500 venne costruita la chiesa sui suoi resti e la torre venne trasformata in campanile. Nel 1601 la chiesa fu nuovamente distrutta da un incendio e poi ricostruita, fu infine poi restaurata agli inizi del Novecento. Eccoci qui, stiamo entrando nel giardino di quella che è la chiesa di San Giorgio, del Monte di San Giorgio di Brazzano. Facciamo una piccola ispezione. Questa è la vista. La scelta di questa collina è strategica perché da qui si riesce a vedere, lo vedete alle mie spalle, addirittura il territorio del Carso. Le prime notizie di questo edificio risalgono all'anno 1000, un edificio che ha avuto una storia molto travagliata negli anni, ha subito un incendio, un campanile molto particolare, difatti l'edificio inizialmente era proprio un castello che poi è stato trasformato in edificio sacro. Come potete vedere ci sono tantissime tombe, tantissimi sepolcri, la maggior parte tra l'altro diciamo dedicate a persone di sesso femminile, un mistero che cercheremo di risolvere assieme. E come potete vedere l'edificio era proprio una torre militare, ecco lì le feritoie, dalla quale tra l'altro si riesce comunque a vedere dentro. Ma a noi della storia di questo campanile, di questa chiesa, di questo edificio, più di tanto non ci interessa, perché se vi ho portato qua è perché c'è un altro motivo. Torniamo indietro di qualche anno, tipo gli anni 2000. Io ero piccolino perché sono nato nel 92. Ricordo, abitavo a Corno di Rosazzo, quindi non lontano da qui, ricordo che alla sera nessuno dei miei amici e degli altri ragazzi del paese aveva coraggio di salire questa collina di notte. E sapete perché? Ci raccontavano di ladri, di sparizioni, di bambini sequestrati, di gnomi. Addirittura ci veniva detto che in queste zone venivano a fare i riti satanici. La storia del campanile io ve l'ho raccontata. Ora però vediamo di capire qual è la leggenda. In pratica ho sentito due versioni di questa leggenda ed è successa una cosa molto strana, perché facendo le ricerche, per fortuna ho salvato gli screenshot e ho documentato tutto, quindi ve lo faccio vedere. Non avendo trovato abbastanza informazioni su Google e Wikipedia, ho voluto interpellare ChatGPT e questo è uno screenshot che fortunatamente ho salvato di quello che il programma mi ha risposto. Qualche giorno dopo, infatti, volendo ulteriormente approfondire, ho tornato a proporre domande al sistema, ho aggiunto degli elementi in più, gli stessi elementi che ChatGPT mi aveva dato rispondendomi alla domanda sulla leggenda del campanile. Però la risposta è stata molto strana. Pur inserendo gli elementi che lo stesso ChatGPT mi aveva dato, la risposta era negativa. Allora ho provato a scrivere leggenda Brazzano, come feci in passato. Mi dispiace, non ho accesso a queste informazioni specifiche. Leggende del campanile di Brazzano, uguale. La leggenda che l'intelligenza artificiale ha voluto raccontarmi, o comunque sostiene che venga tramandata, è quella di una giovane sposa, non felice del proprio matrimonio, che abbia deciso di salire sull'alto campanile e di togliersi la vita facendo un gesto estremo. Lanciandosi nel cuore della notte, con la mano precipitando sfiora la campana e
in tutto Brazzano e in tutta la zona qua circostante si è sentito un forte squarcio, come un rumore di ferro rotto, quindi la campana che si squarcia, e un urlo terribile, straziante della donna, della povera donna che cade e precipita, insomma. La leggenda vuole che in alcune notti tempestose, in alcune situazioni particolari, in certi periodi dell'anno, chi abita qua sotto riesce ancora a sentire quell'urlo e quello squarcio. Questa è la versione che mi ha voluto raccontare ChatGPT. Ma io ho parlato con una persona che ha vissuto qualcosa di molto peggio e ve lo farò raccontare da lui. Ragazzi, mi raccomando, memorizzate questa porta, questo tavolo e questo scenario. Ci torneremo di notte. Oh, allora mi stavi raccontando praticamente che sì, eri qui. Con la mia amorosa, il tavolo era un po' spostato davanti all'entrata, diciamo all'entrata principale. Noi stavamo chiacchierando verso l'1, 2, 3 di notte, neanche mi ricordo sinceramente. Sì. A un certo punto mentre parlava inizio a sentire 3 battiti, 3 bussate. Ok. Pensavo che fosse stato qualcosa nel bosco, qualcosa del genere. E gli ho chiesto all'amorosa di aspettare un attimo, di stare più in silenzio. Neanche 2-3 secondi dopo, di nuovo, toc, toc, toc. E a un certo punto pensavo di essere influenzato, suggestionato dalla situazione, dal contesto e tutto. La guardo, gli faccio, ma sei anche tu? Sì. Mi risponde di sì. Abbiamo messo i tacchi e siamo andati via, infine. La paura in quel momento c'era. E giusto per capire, tu eri qua, ti bevi una birra come stavamo facendo noi, e hai sentito bussare da qua. Esattamente. Poi sei arrivato a casa, Dopo, così per curiosità ho parlato con mia mamma, gli ho chiesto un po' di cosa sapeva anche lei e mi ha spiazzato il fatto che anche lei mi abbia detto eh sì guarda, anche altri miei coetanei, altre persone che conosco, sempre in coppia con l'amorosa eccetera eccetera, hanno sentito cose strane. Sentiva bussare o chi sentiva dentro camminare o parlare dentro, tutte cose molto anormali diciamo. e non può essere il vento, suggestioni, robe strane. Probabilmente anche di suggestioni ce ne sono state tante. Il vento, Poi è chiaro che il vento è il vento, sentir bussare, sì, ma perché era una cosa così palese, non era un albero che scoppiava né niente di che, era proprio il rumore sul legno, ecco, cioè sul legno di una porta, no? Soprattutto veniva dietro di noi ed era una giornata senza vento, quello me lo ricordo. ma è successo una volta sola comunque. Una volta solo, perché dopo non sono mai più tornato. Moroso non sono mai più tornato. Nelle birrette con gli amici sì. Sì, perché d'altronde... Boh, lei è scioccata immagino. Sì, Che miseria. qualche volta parliamo di nuovo e mi dice sempre che è rimasta di merda. Guarda, volevo fare una cosa, però magari se io adesso vado lì e busso, scommetto che ti viene il pelo d'oca. A parte che non sei con lei, però magari, ma il suono secondo te veniva proprio da dentro o nel senso? Perché probabilmente bussare da dentro o da fuori è differente, no? Era un pochino più lento, ma era un pochino più flebile il suono, diciamo così. E comunque, Era proprio più scandito, toc, 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 e solo i 3 battiti. Esatto, più o meno così. Più o meno così. comunque sì, non ti nascondo che è stra inquietante come cosa. Comunque si sente veramente frusci cosa, qua sopra. Mi dicevi che hanno studiato le temperature, le pressioni. C'è soprattutto una corrente ascensionale, dicono, dopo non so perché non ho visto gli studi né niente, l'ho sentito dire, che sono delle correnti ascensionali che portano via le nubi e comunque abbiamo sempre meno precipitazioni.
È un luogo che ti mette tanta suggestione, San Giorgio. È bello. Boh, da piccolo anch'io, io abitavo qua vicino, quindi comunque adesso vivo a Cormons, ma da piccolo mi ricordo che intanto c'era molto più bosco, molto più incolto, ma faceva paura, poi ci dicevano sempre di non andare su perché ci sono gente strana, ci dicevano così almeno, Boh, a parte qualcuno che si faceva qualche cannone, oppure gente in camporella poveri che li ha interrotti qualche volta. Vediamo se ci porterà qualcuno dentro anche sul campanile. Beh, di giorno si può fare, Di giorno sì. più probabile. Praticamente sto Turo era venuto a fare la manutenzione dell'orologio e gli è rimasto il braccio dentro l'ingranaggio dell'orologio. Quindi era, diciamo, quello che teneva... Sì, eccoci qua. Adesso funziona l'orologio perfettamente. diciamo, cioè, praticamente, ma com'è successo? Nel contrappeso si è impigliato e via. Non lo so, io so che era venuto a fare la manutenzione solo insieme a Tatane, perché non andava l'orologio. E gli è rimasto il braccio dentro. Ma sul momento, cioè, io mi immagino la scena, sei qua come siamo io e te che parliamo, o ancora peggio, metti che sei che amoreggi con la tua ragazza e senti bussare, ma non ti sei cagato addosso? Ma sai, in quei momenti devi fare un po' il galletto, devi fare un po' il duro. Quando arrivi a casa ti caghi sotto. No, effettivamente magari sul momento... È perché non sono mai stato tanto credente, Sì. tanto amante del paranormale. Ma dopo questa cosa qua sei un po'... ti lascia il segno. Madonna. Se dovesse ricapitarmi, forse non tornerò mai più sui ginocchio, però fino adesso San Giorgio mi piace. Poi dopo sta storia, allora io ti dico, quello che ho trovato tramite l'intelligenza artificiale dice che non mi parla di questa cosa del bussare, però più di qualcuno mi ha detto, perché anche mamme di amici o robe qua della zona dicono guarda che succede. Ah beh, la tua stessa mamma diceva, parlava che in notti particolari, tempestose o di alta tensione si sente proprio un suono di campana rotta e un urlo. No, c'è uno invece che... però questo qua non gli credo neanche a morire, che avrà un 50 anni, Sì. che dice di aver visto una persona qua, ma dopo non c'era nessuno. Ma dentro? No, fuori che girava, però dopo, sai, quello non gli credo neanche morire. Ah, una persona che gira... Sì, ha fatto il giro, dopo lui è venuto dietro e non c'era più. ha tipo un... Sì, mi sembra una stronzata, però con tutte le storie che ci sono qua. Qua, cioè, onestamente, metti che adesso siamo qua noi tre, succede qualcosa che alimenta ancora di più la leggenda, no? Che poi magari non si sa cosa può essere, però... A parte che se ti metti con l'orecchio lì senti scricchiolare dentro. Davvero? Sì, è capitato anche con la Tezu. E ti senti osservato, sì. Bisognerebbe venire qua con qualcuno, cioè portare qua qualcuno che non sa niente proprio, e dirgli come ti sembra, fargli fare un giro e dopo raccontargli tutto per vedere le impressioni. Perché io quando sono venuto qua durante la giornata di nebbia, ho fatto il giro, mi inquadravo, io mi vedevo nella telecamera lì, cioè non ho visto niente dietro di me, però ho detto cazzo, ma... Ed ero qua proprio si incontrano i venti e ti sembra con la coda dell'occhio di vedere robe, no? Sarà anche la forma geometrica, non so, perché effettivamente ha una forma, boh, però sì, non ti senti da solo, quello è. Poi è un posto che ha tanta storia, tanta distruzione, è stato distrutto 3 volte questo posto. Quindi noi siamo qua, aspettiamo che succeda qualcosa adesso. Facciamo il giretto. O comunque io boh, niente. No, vi dico dopo quando siamo a casa. Vi dico quando siamo a casa. Ho sentito tipo ma come se fosse un cucuc. Sai come uno che ti fa cucuc? Non lo so.